Buonasera a tutti, ci accomodiamo e iniziamo la giornata di oggi. Siamo a -2, quindi oggi il tema è resistere attraverso lo sport. Ricordo che questa è l'8ª edizione del Festival Strangius. È una piccola resistenza anche questa, bella ma una piccola resistenza anche questa. Gli ospiti di oggi saranno Monica Giorgi e Serena Marchi, coordinati da Maria Grazia Medda, e Ian McKinley, coordinati da Fanny Cuvedu. Infatti è per questo che purtroppo dovrete sopportare me per tutta la serata come presentatore, perché Fanny oggi è occupata in altro. Prima di iniziare inviterei l'assessore alla cultura Giovanni Maccioni per un saluto. Buonasera a tutti e a tutte. Come avrete notato, quest'anno abbiamo scelto come amministrazione di partecipare, di condividere l'apertura delle serate del festival. Oggi era il turno dell'assessore allo sport, visto che il tema di oggi è lo sport, però per motivi personali non sarà presente, però aveva preparato naturalmente il suo discorso e mi ha chiesto di leggerlo per voi, e con grande piacere proverò a leggere quello che Michela voleva raccontarci stasera. Michela Medda appunto è l'assessora allo sport e anche vice sindaco. Siamo qui oggi all'interno del Festival Strangius, che quest'anno ha scelto di mettere al centro il tema delle resistenze. Resistenze che hanno attraversato la storia, che hanno acceso speranze e cambiato destini. Ma resistenza significa anche qualcosa che ci riguarda da vicino, è la capacità di non arrendersi di fronte alla fatica, alle difficoltà e alle ingiustizie. E in questo senso lo sport diventa una straordinaria metafora della vita. Ogni atleta è un resistente, ogni allenamento è una lotta contro i propri limiti, ogni caduta è una prova, ogni vittoria nasce dalla capacità di rialzarsi e continuare. Ma ci sono atleti che hanno trasformato la loro resistenza in un simbolo universale, diventando voce di libertà, coraggio e dignità. Resistenza è Jesse Owens, che nel 1936 vinse 4 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Berlino, sconfiggendo non solo gli avversari, ma anche l'ideologia razzista del nazismo, dimostrando che il talento non conosce colore. Resistenza è Muhammad Ali, che scelse di rinunciare al titolo mondiale dei pesi massimi piuttosto che piegarsi a una guerra che considerava ingiusta, un atto di resistenza. È Tommy Smith insieme a John Carlos, che nel 68 alzò il pugno guantato sul podio olimpico in segno di protesta contro il razzismo, accettando l'esclusione pur di gridare al mondo che la giustizia vale più di una medaglia. E la resistenza continua oggi anche contro un altro tipo di ingiustizia, quella dei pregiudizi e delle discriminazioni legate all'orientamento sessuale. Resistenza è Justin Fascianu, il primo calciatore professionista a fare coming out, pagando con l'isolamento e la sofferenza il coraggio di essere se stesso, la sua storia è monito a non voltare lo sguardo. Resistenza è Tom Daley, campione olimpico di tuffi, che con orgoglio e tenacia ha mostrato al mondo che l'amore e la libertà non devono mai essere nascosti. Sono tutte resistenze alla discriminazione, al silenzio, ai muri che lo sport, come la società ancora talvolta erige. Ma ci sono anche resistenze quotidiane, meno celebrate, ma altrettanto importanti, quelle degli atleti paralimpici, che trasformano la fragilità in forza, dei ragazzi che continuano a correre e a giocare nei campi profughi, perché anche in mezzo alla guerra e alla povertà lo sport diventa respiro, speranza, libertà. Lo sport ci insegna una verità semplice ma potente: la vera vittoria non è soltanto salire sul podio, ma resistere. Significa non arrendersi, rialzarsi dopo una caduta, continuare a correre anche quando la strada è tutta in salita. E allora, se oggi
siamo qui a parlare di resistenza e ricordiamoci che non appartengono solo alla storia o agli altri. Ognuno di noi nello sport come nella vita è chiamato a resistere contro i soprusi, contro le ingiustizie, contro tutto ciò che vuole farci smettere di credere e di lottare. Che queste storie ci siano da stimolo, che ci ricordino che la libertà non è mai scontata e che la dignità va difesa ogni giorno. Perché resistere significa in fondo non smettere mai di credere, di lottare, di sognare. Grazie e buona serata a tutti. Sì. Il primo reading di oggi sarà curato da Nicola Cireddu. Mi ha fatto molto piacere che l'assessore, il vice sindaco, l'assessore ha parlato di due velocisti, Carlos e Smith. Il nostro reading parlerà di quella gara del 1968 in Messico, perché c'è anche l'altra faccia della medaglia. C'è il razzismo nei confronti del colore nero, ma c'è anche il razzismo nei confronti di chi bianco, e vedremo, si schiera con l'altra parte, con la parte dei diritti umani. Nicola Cireddu, Alessio Onnis, Tommy Smith, John Carlos e Peter Norman. Ho vinto. Sono stato il più veloce. Tra pochi minuti attraverserò il tunnel dello stadio e sul podio mi daranno la medaglia d'oro perché ho corso come uno sparo di fucile nel vento. Vi hanno mai rincorso? Sul serio dico, non per giocare, proprio per rincorrervi e prento. Tu credi di saper correre? Credi che le tue gambe siano forti e il tuo fiato lungo, ma non è vero. Se corri per correre basta. I tuoi gesti sono solo movimenti, una falcata dietro l'altra, magari anche molto rapida, ma è meccanica umana e può farlo chiunque. Se corri per correre basta. La velocità dipende da quanto pesi, da quanto sei allenato, da quanto hai bevuto e cosa hai mangiato, da che scarpe porti e da quanto stai bene nel tuo corpo. Si corre così, per non perdere l'autobus, per dimagrire, per sentire i muscoli sciogliersi nel movimento ed è bellissimo. Ma io oggi non ho corso così, che ci si era infilato. C'erano 3 ragazzi bianchi più grandi di me che fumavano e quando mi hanno visto si sono alzati. Uno ha preso il pallone sotto braccio e ha detto: «Negro, grazie di averci regalato il pallone». «Non ve l'ho regalato», dissi. «È entrato per sbaglio, ma è mio». «Hai un pallone, negro. Non ce l'ho io e ce l'hai tu. Un pallone tutto tuo». «Da quando i negri hanno qualcosa che i bianchi non hanno?» «L'avevi preso di certo a qualcuno, quindi io adesso lo prendo a te». Forse ho detto che me l'aveva regalato mio nonno, non ricordo più bene. Ricordo invece che sono venuti verso di me dicendo: «Divertiamoci un po' col negretto». E io l'avevo già visto altre volte come si divertivano i ragazzi bianchi con quelli neri. Ero solo, non avevo scampo, nessuno mi avrebbe difeso. Mi sono sentito invadere da un'energia mai sentita prima, che era insieme paura e coraggio. Ed è stato lì che ho iniziato davvero a correre. Le gambe si sono mosse senza che dovessi pensarci. Il fiato è arrivato tutto in una volta e sono fuggito via così veloce che non mi sono fermato nemmeno dove i miei amici aspettavano il pallone. Ho corso dritto fino a casa per 4 isolati e mi sono fermato solo con la porta alle spalle, col cuore in gola, senza più aria nei polmoni e tutto il corpo che mi faceva male, ma non mi importava. Da quel momento, ogni volta che nella vita ho corso, sono arrivato primo. Anche oggi sono stato il più veloce di tutti, ma il mio traguardo non erano i 200 metri. Tra pochi minuti, dal gradino più alto del podio, io solleverò il pugno chiuso al cielo e con un guanto nero farò vedere in mondovisione che tutti
tutti gli esseri umani sono uguali e nessuno ha il diritto di considerare qualcun altro inferiore perché la sua pelle è di un altro colore. Lo diciamo da secoli, l'ha ripetuto il reverendo King prima che lo assassinassero 6 mesi fa e ora comincia a dirlo persino qualche politico bianco. Oggi tutto il mondo ci sta osservando e lo ripeteremo anche noi. I pugni alzati saranno 2, come 2 sono i guanti, uno per me e uno per John. Lo faremo insieme, ma non saremo soli. Accanto a noi c'è un australiano, è arrivato secondo approfittando di un rallentamento. Ma io credo che niente succeda per caso. Lui si chiama Peter ed è un uomo sorprendente. Non l'avevo notato mai nemmeno negli allenamenti, ma quando l'ho guardato negli occhi poco fa e gli ho chiesto se crede in Dio, mi ha detto: dammi la spilla della vostra organizzazione. Io sono con voi. No, non sono più il bambino del vicolo che è fuggito perché accanto non c'era nessuno a difenderlo. Oggi siamo in 3 ad aver corso per gioco, perché nessuno debba mai più correre per salvarsi. Grazie a Nicola e ad Alessio. Adesso iniziamo il nostro primo incontro che vede protagoniste Monica Giorgi e Serena Marchi, coordinate da Maria Grazia Medda. Di solito abbiamo un solo ospite. Noi reputiamo che c'è un ambiente molto machista e maschilista in Italia, che è quello del giornalismo sportivo, dove le giornaliste sportive devono solo mostrare qualcosa e quando sono bravissime poco le si vede in televisione, tanto che devono fare altri lavori. È il caso di Serena Marchi, che ha scritto dei libri bellissimi, uno su Valbusa che è poesia in sport, per quello li abbiamo volute tutte e 2 qui, la protagonista del libro e chi ha scritto insieme a lei il libro, che è Serena Marchi, che è una scrittrice che nel 2022 ha vinto il premio Gianni Mura, uno dei più grandi giornalisti, tra l'altro di origine sarda, di giornalisti sportivi. Coordina Monica Giorgi e Serena Marchi Maria Grazia Medda, conseguito la laurea in giurisprudenza a Cagliari, funzionario presso l'ente pubblico, si occupa di procedure concorsuali ed interventi per il diritto allo studio degli studenti universitari e partecipa attivamente alle iniziative di diverse associazioni locali e regionali. È presidente dell'associazione Kairos, stavo per sbagliare l'accento, APS, e canta come contralto nel coro dell'associazione e del coro regionale sardo. Grazie. Sto già litigando col microfono. Buonasera e benvenuti. Io innanzitutto, dopo questa esperienza toccante di Nicola, che mi ha veramente emozionato, vi presento le nostre ospiti. Monica Giorgi, qui a fianco a me, tennista professionista e anche militante politica livornese. Lei è stata protagonista negli anni 70 di importanti battaglie civili e sociali. Lei appunto è un'attivista politica, una donna libera che ha attraversato lo sport e la militanza restando sempre fedele ai suoi ideali. A un certo punto lei ha dovuto subire le accuse legate a un rapimento di matrice politica, benché filosofia e non violenza siano le parti essenziali della sua vita. Però il partecipare attivamente ai movimenti anarchici la porta a un certo punto a pagare il suo impegno politico con l'accusa e l'arresto nel 1980 con il sospetto di aver partecipato a un rapimento a sfondo politico, con prove a suo carico davvero deboli, ma subì comunque una condanna, ma si scatenò, si attivò subito questo grandissimo movimento di mobilitazione popolare, sostegno all'interno del mondo del tennis e anche oltre, che la portò alla revisione del processo e alla scarcerazione.
E poi l'altra ospite invece è Serena Marchi. Serena Marchi, scrittrice e giornalista, ha scritto delle pubblicazioni davvero interessanti, importanti, e appunto Monica si affida a Serena per la scrittura di questo libro di cui parleremo oggi. Si intitola Domani si va al mare e racconta appunto la storia di Monica Giorgi. Io chiedo innanzitutto come nasce questo libro. Buonasera a tutti e a tutte. Allora, questo libro nasce perché Monica fu protagonista del documentario Una squadra che Procacci fece sui 4 della Davis, sui 4 che nel 76, 4 tennisti che vinsero la Coppa Davis in Cile, 2 dei quali poi scesero in campo con la maglia rossa. Monica in quegli anni faceva parte della squadra della nazionale e girava con questo gruppo di forti tennisti. Quando il regista vede Monica, incontra Monica, Monica racconta come ha visto lei, come ha vissuto lei il fatto che questi abbiano scelto di andare da Pinochet, appunto giocare. Lei era super contraria a questa cosa, giusto Monica? Non le andava assolutamente. E scopre la sua storia. Monica in un primo momento dice sì, però io non la so scrivere, nel senso scrivere di me stessa per me è molto complicato, molto complesso. Procacci le dice non ti preoccupare, ho io chi te la può scrivere, e quell'io ero io. Io non lo sapevo, non sapevo fino a quell'istante pochissimo di tennis, non era uno sport che seguissi. La racchetta in mano la prendo per la prima volta grazie a Monica, dopo 5 minuti gliela ridò, perché proprio io e il tennis siamo due cose molto lontane. Devo dire che ci siamo scelte, se posso dirlo, perché scrivere un libro come quello di Monica in un primissimo momento dovevo fare da ghostwriter. Il ghostwriter e la ghostwriter sono quelli che scrivono il libro, tu non sai che il libro l'ha scritto qualcun altro. Di solito quando si leggono i libri di Steve Jobs piuttosto che Naomi Campbell non pensiate che si siano messi la scrivania a scriverselo. Ci sono degli scrittori che a contratto scrivono per posto loro. Io dovevo fare un po' questo, però per fare questo dovevo capire se tra me e Monica ci fosse del feeling, ci fosse della sintonia. Questa sintonia c'è stata a tal punto che Monica a un certo punto ha detto no, questo libro esce solo se c'è anche il tuo nome sulla copertina. Quindi non ho fatto da ghostwriter, ho fatto da autrice ed è stata un'avventura molto entusiasmante. Ecco, le contingenze sono queste, ma quello che hai toccato riguardo alla possibile relazione, innanzitutto il fantasma a volte è più reale della persona, ma lei sapeva fare tutte e due, ecco, questo è stato importantissimo. Io mi sono anche chiesta come mai cosa mi aspettavo da questo libro. A dire la verità non mi aspettavo niente, non l'avrei mai scritto se non avessi avuto il supporto di una scrittrice e di un'autrice. Non l'avrei mai scritto perché un libro autobiografico non è altro che un libro autocelebrativo. Partorisce poco, mette al mondo poco più che partorire, pochissimo, ed è molto centrato su se stessi. E chiaramente poi la mia vita era un caos. Io, a dir la verità, mi metto nei suoi panni per dare un ordine, diciamo, narrativo, di narrazione. Sì, a me interessava il vero, a lei interessava il narrabile, quindi ha fatto un lavoro di tessitura degna di Penelope, veramente. Ecco, quindi è questo. E poi a me interessava del libro anche vedere cosa succede. Un'autobiografia, appunto, non succede niente, ma per me la scrittura è un fatto relazionale, cioè relazionale, personale e impersonale, cioè anche qualcosa
con cui hai a che fare ma che è assente, che è poi la tua anima. Per me questo libro è stato un libro che mi ha fatto fare un percorso catartico, perché avevo rimosso queste storie, per me erano leggere, storie estremamente faccende che ormai non avevano più il peso del momento. Poi farle le cose è molto più facile, viverle che non raccontarle. E appunto, oltre che essere catartico, è stato anche rivelativo, perché ho trovato una parte di me che in parte è venuta fuori, ma in parte ci sarebbe ancora tanto da sviscerare su questa, sulla mia storia. Ecco. È stata vi dico subito, una partita di doppio, dove lei ha tenuto il fondo campo, la parte solida, e io facevo qualche escursione a rete, che è la mia maniera ecco, di giocare. Intanto dire che non succede niente, in effetti in questo libro succedono un sacco di cose, ma tante, proprio tante. Infatti io, come al solito, come faccio sempre quando devo fare una presentazione, mi segno i punti salienti di cui vorrei parlare con gli autori, ma ne ho segnato troppi, quindi ho dovuto fare, perché c'erano troppe cose interessanti, se guardate i puntini, i segnalibro, e quindi ho dovuto un po' scegliere. E comincio con le mie domande. Parto da un'osservazione. Il tennis è uno sport che richiede, oltre all'attitudine fisica e chiaramente l'impegno costante, una grande determinazione e capacità di concentrazione e astrazione dal contesto esterno. E io chiedo a Monica, quanto hanno influito questi aspetti caratteriali nella resilienza che hai dovuto mettere in campo durante il periodo in cui sei stata privata della libertà? Sì, tantissimo ha influito, cioè sono grata ad aver fatto uno sport in cui la resistenza, non solo fisica ma soprattutto anche mentale, è una delle caratteristiche necessarie se lo vuoi giocare diciamo a livello di tornei internazionali, che a quel tempo si chiamavano al mio tempo si chiamavano tornei internazionali, non erano slam, però erano gli stessi di adesso più o meno, no? Mi è servita perché anche perché è stata un'educazione di famiglia, devo dire. I miei genitori, che a volte il più delle volte non erano molto d'accordo sull'educazione, però erano d'accordo su queste parole d'ordine, sia mia madre che mio padre, di ordine, e in questo ordine. Allora, studiare, fare sport, viaggiare e imparare le lingue. E questo mi è servito, non è solo la lingua, diciamo il linguaggio, il codice della lingua, ma è anche la conoscenza, il contatto con realtà diverse, perché una lingua differente trasporta un mondo. Quindi andavi incontro anche a questo mondo, cioè parlare inglese per esempio era molto più utile, diciamo mi ha formato di più lo stare in Inghilterra per questioni di tennis, di averlo studiato a scuola impari il codice, però a parlare è un'altra cosa, e quindi vai incontro perché ogni lingua è un mondo. Ogni parola, ieri ho sentito una frase bellissima, mi sembra dallo storico di cui non ricordo il nome, professor Casura, sì, che ha detto una cosa favolosa, dice che ogni parola è la benedizione, il battesimo della cosa. È vero, perché quando la nomini l'hai messa al mondo, e non è un caso che quando si viene al mondo abbiamo subito un nome, è un destino, anche attraverso il nome. L'ho fatta un po' lunga, forse anche patetica, ma per dire quanto è servita, non solo per passare quei brutti momenti, che poi bruttissimi non erano, perché al tempo, insomma, io scoprivo una realtà che prima non conoscevo, chiaramente il carcere, però mi occupavo dei carcerati, dei detenuti, che a quel tempo erano anche molti, erano detenuti politici, riconosciuti tale, e quindi ecco mi è servita. Un mio amico quando uscì di carcere dice: Monica, hai vinto la partita il terzo set, e così è stato.
Sì, io sempre, visto che hai menzionato questa tua collaborazione, ti vorrei chiedere di parlarci un po' di questa tua attività svolta nella difesa dei diritti dei carcerati e della rivista Mai più sbarre, che era niente più sbarre. Sì. Bisogna partire dal contesto storico, che erano gli anni 70. Il mio 68, io nel 68 ero a Tokyo a giocare alle Universiadi, non era il momento. Il mio 68 è stato il 77, che è un movimento molto più informale, però molto anche più diffuso, non era legato a nessuna istituzione partitica, eccetera. Si creavano, diciamo, dei contesti di piazza, ecco, direi più così. Come si fa a non a 20 anni, 25, quelli che avevo, come si fa a rimanere imperterriti, freddi, non partecipare in quei tempi che sono stati chiamati gli anni di piombo? In effetti avevano anche delle venature molto dorate, c'era anche quello, magari illudendosi eccetera, però non sono da classificare solo come anni di lotta violenta eccetera. C'era purtroppo o per fortuna, non lo so, non so dare un giudizio, so dire soltanto che erano tempi in cui non potevi rimanere neutrale e soprattutto avevo l'età per esserci al mondo. E chiaramente non è che mi sono trovata dalla parte giusta o la parte sbagliata, io ci volevo essere al mondo e volevo partecipare. Quindi in che maniera? Nella maniera migliore, secondo me nella maniera non migliore, nella maniera che la sentivo più mia, quella di dare voce a chi voce non aveva, come erano i detenuti in quegli anni. E quindi la cosa che era del niente più sbarre sembra una cosa tipo di spaccare le sbarre. È vero, ma è anche vero metaforicamente, nel senso che non era soltanto uno slogan per avere persone che via, adesso si va all'assalto della Bastiglia, era anche un modo di educare in altra maniera, affrontare quelle che sono le cosiddette pene, che fra l'altro anche la tradizione liberale ne parla, no? E quindi era niente più sbarre, nel senso che un problema non lo risolvi perché lo allontani, lo devi attraversare, quindi vediamo un po' fino in fondo. Mi ricordo una frase che ebbe a dire durante il processo Sante Notar Nicola. Credo che sappiate tutti chi è chi è morto, credo che sia adesso. Comunque chi era Sante Notar Nicola era il protagonista di Banditi a Milano, Cavallero, e disse questo: io non ho mai sentito in un processo a nostro carico di cui siamo colpevoli, tutto quello che volete, non ho mai sentito dire da un giudice o da un giudice popolare: ma cosa abbiamo fatto perché tu hai sbagliato così tanto? Guarda che è un giro di 360 gradi, è una capriola veramente divina questa, e quindi era questa la cosa, e non potevo non essere partecipe a movimenti anche esilaranti, perché ci si credeva che la rivoluzione era a due passi. Non lo so, però qualcosa è passato, non dico la rivoluzione, perché la rivoluzione è anche divertimento, è anche festa, è anche qualcosa che nasce di nuovo, non è il ripetuto, il già detto, il già fatto. Faccio un inciso ideologico, per esempio, che l'analisi, diciamo, del materialismo storico è uno strumento utilissimo per capire e leggere la realtà, perché parte dalle condizioni materiali. Il materialismo storico è questo. Però farne una dottrina che spiega tutto è sbagliato, perché c'è qualcosa che sempre sfugge. C'è, come si dice, come sentito dire spesso nei contesti femministi di filosofia delle donne, c'è anche altro, non c'è solo
la materialità, c'è anche altro che ci sorpassa. Grazie. In questa bellissima storia che Serena ci racconta assieme a Monica, si capisce, si intuisce, è evidente che attorno a Monica gravita tutto un mondo di relazioni, di persone che appunto l'hanno supportata, in cui lei ha appunto ha tutta questa rete intorno a lei che la protegge, l'aiuta anche nel periodo successivo alla scarcerazione. E fra queste persone c'è un essere, a un certo punto entra in campo questo essere mitologico, secondo me. Io infatti ho dovuto rileggere per capire, no, ma forse non ho capito bene, ora rileggo, vi dico la descrizione. Allora, siamo in questo momento in cui appunto Monica è stata scarcerata, però comunque è segnata da questa esperienza e teme comunque che possa essere di nuovo ripreso in mano il suo caso, teme che qualcuno possa, perché ricordiamoci che la sentenza comunque non era ancora passata in giudicato e quindi poteva essere chiesta ancora una revisione, lei poteva rischiare, anche perché il clima di quegli anni era piuttosto pesante nei confronti di chi faceva attività politica, e quindi gli amici appunto che la supportano, lei a un certo punto va ad abitare fuori dall'Italia, entra in campo questa figura che vi descrivo. Lei la dipinge così: ma chi è quel matto che diventerebbe mio marito solo per darmi il passaporto svizzero? Questo matto è Bach. Bach ha scelto di passare 6 mesi in carcere pur di non fare il militare, e poi ne ha fatto altri 6 perché si è rifiutato di pagare le tasse destinate alle forze armate. In fin dei conti, la Svizzera, paese neutrale, che se ne fa di un esercito pronto alla guerra? Ma esiste davvero? Mi sono resa conto che esiste davvero, quindi ti chiedo di parlarcene. Parto io, perché io, quando Monica mi racconta di Bach, che si chiama Marco nella realtà, quando mi racconta di Bach me lo faccio ripetere un paio di volte. Ho detto: scusa Monica, forse non ho capito, me lo rispieghi cosa è successo? Cioè, mi riracconti come salta fuori tramite questi amici di Milano questo nome di questo ragazzo svizzero che effettivamente accetta, senza averti mai conosciuta di persona, ma ha soltanto letto le cronache di Monica, senza averti mai conosciuta di persona, senza sapere effettivamente chi sei, perché per quanto noi giornalisti raccontiamo e siamo bravi a farlo, però insomma, questo ti sposa a scatola chiusa. Ah sì, ma come se fosse una cosa normalissima. E io quando conosco Bach, perché dico: no, guarda, una cosa voglio, portami a conoscere Bach. Andiamo a cena da Bach a Bellinzona, e una delle primissime cose, anzi l'unica cosa che gli chiedo, dico: scusami Bach, ma perché? Cioè, tu avevi la tua vita, la tua compagna, perché poi tutti i retroscena che raccontiamo nel libro, Bach era fidanzato, e immaginatevi questo che dice la propria fidanzata: io tra 3 giorni mi sposo, ma niente di serio. No, scusa, come ti sposi, ma con chi? Sì, devo sposarmi. E l'integrità di quest'uomo è tale che ad Ilaria, la compagna, non racconta il perché sposa Monica. Lui reputa che l'unica che può raccontare effettivamente la verità sia Monica. Quindi lui litiga con Ilaria in una maniera furibonda, ma ti credo, cioè, insomma, adesso sfido chiunque, il proprio compagno o la propria compagna, e ti dice: domani mi sposo, ma... Ed effettivamente poi è Monica che racconta ad Ilaria una sera, perché Bach gli dice: Monica, per cortesia, questa mi fa delle pippe, le spieghi perché ci siamo sposati? Io non gliel'ho ancora detto, se vuoi glielo spieghi tu. Quindi anche questo rispetto della storia e della vita di Monica, di questo uomo immenso, che quando io gli chiedo, e poi passo la parola a Monica: Bach, ma perché? E lui mi risponde: perché era la cosa più giusta da fare. Cioè,
effettivamente pensai, dico, ma chi è che mi può sposare a scatola chiusa? Però questa cosa nasceva in un ambiente che mi dava da sperare bene, cioè ero sicura, perché erano tutti compagni anarchici, cioè non era, erano anarchici ticinesi che mi volevano appunto aiutare in questa cosa, quindi avevo anche, poi dissi, ma poi è sempre un uomo, voglio dire, mi prende a scatola chiusa, così io potrei essere, scusate l'espressione, una stronza qualsiasi che poi gli fa anche delle richieste chissà di quale genere, ma il fatto che va premesso che erano anarchici, quindi non c'è da meravigliarsi, forse per chi non sa e non conosce il movimento anarchico e le personalità anarchiche può sembrare una cosa fuori del mondo. Alcuni si sono anche scandalizzati dicendo, ma perché hai concordato, in fondo è un matrimonio concordato? Io qui ho la risposta esatta, forse qualcuno gli può venire in mente ed è anche giusto che venga in mente una domanda del genere, però alzi la mano chi conosce un matrimonio che non sia concordato. Quello che non si fa è quello non concordato, se no sono tutti concordati. Ecco, io avevo questa finalità, io dietro, non io personalmente, non avrei mai chiesto a Bach di mia iniziativa sposami così prendo il passaporto. Fu un altro compagno anarchico che disse no, te ti sposi, ti prendi una bella nazionalità forte, e così puoi fare la tua vita libera, eccetera. Ecco, questo è importante notarlo. E Bach, che fra l'altro Bach è uno svizzero, è lo svizzero più povero al momento, fra virgolette, della Svizzera, il che non è da poco, perché essere poveri in Svizzera non è facile, no? C'è questo pregiudizio. In effetti è ricchissimo, perché come ha detto Serena è un grande uomo ricco, va conosciuto per poterlo giudicare, veramente va conosciuto. Mio fratello abita a Bellinzona, poi se vado a trovarlo... Sì, ma ci vediamo ancora, ci vediamo ancora, però già questo è dirompente nei confronti della famiglia tradizionale, dei matrimoni concordati per dividere i regni, per mettere insieme le ricchezze materiali, di denaro, eccetera. Qui è un matrimonio per la libertà. Non avrei mai creduto che il matrimonio fosse foriero di libertà. Oh, mi hanno smentito anche in questo. Invece questa domanda è per entrambe. Allora, qui adesso io voglio parlare di Podi. Podi è diventato figlio di Monica e di tutta la comunità che ha fatto l'impossibile per realizzare la sua volontà di andare via dallo Sri Lanka, per essere finalmente qualcuno, per avere delle possibilità. Allora, intanto c'è da sottolineare che Monica qui ha sconfitto un altro nemico che è temibilissimo, la burocrazia. A chi non fa paura la burocrazia, cioè la burocrazia cieca e stupida, forse è il nemico più terribile da affrontare. Comunque lei ha sconfitto pure questo in questa vicenda, però vi leggerete il libro e capirete come. Ma certo, mi stai scherzando? No, però la mia domanda è questa. Beh, anche per Serena, quanto delle tue madri, comunque di tante madri che hai incontrato per scrivere il tuo libro Mio, tuo, suo, loro, hai ritrovato in Monica mentre raccontavi le difficoltà che lei ha affrontato per rendere possibile l'adozione di Podi? Il tema della maternità è un infinito. I miei primi 2 libri, come dici giustamente tu, raccontano nel primo queste 30 storie vere di 27 donne, 3 uomini, di essere o non essere madri. Il secondo è molto più verticale, molto più tecnico, molto più divisivo ed è un excursus sul mondo della maternità surrogata. Cioè io ho percorso 33.560 km, non me lo ricordo nemmeno più,
perché sono andata ad intervistare le donne che hanno scelto di partorire figli che poi hanno dato ad altri. Io credo che ci sia una cosa che vale per la maternità, ma che vale un po' in tutti gli aspetti della vita, ossia la libertà di scegliere. La libertà di scegliere che tipo di madre essere, la libertà di scegliere se esserlo o non esserlo, la libertà di capire come tu donna, come tu essere umano ti senti di fronte a questo individuo nuovo, inaspettato che hai di fronte. Ed è sempre stato un po' il mio pallino. Io comincio a scrivere questi temi quando divento madre, partorisco mio figlio e tutti attorno a me sapevano che madre dovevo essere, cosa dovevo fare con lui, cosa sbagliavo, eccetera. A me questa cosa stava strettissima. E ho capito che è un tema di cui non si parla mai, cioè suocere, cugine, sorelle, amiche, madri sanno che madre devi essere tu, spesso non facendosi gli affari proprio. Io sono spietata su questo tema, mi dispiace se qualcuno si può sentire offeso, perché effettivamente lasciamo che le madri siano le madri che vogliono essere, o non esserlo. Monica fa una scelta impressionante, che poi si sono scelti, perché non è che Monica ha scelto, questi due esseri viventi si sono scelti, non vi svelo nulla sulla storia di Podi. E mi spiace averla conosciuta 10 anni dopo il mio primo libro, perché lei sarebbe stata una delle mie protagoniste, perché la sua maternità, che non rientra in nessun tipo di maternità che noi conosciamo, perché poi sappiamo come va a finire la maternità sua, è una maternità impressionante, della maternità che lei decide per se stessa, ma che apre delle porte incredibili, perché questo bambino viene cresciuto da una comunità. Questo bambino poi per la legge diventerà quello che è, non voglio svelare troppo, ed è effettivamente, chiude, secondo me, quello che Monica è stata in tutta la sua vita, che continua a essere fedele a se stessa, in tutti gli aspetti della sua vita. A 3 anni quando si tuffa, nonostante la mamma gli dica non buttarti nel mare, ma lei lo fa. A 14 quando vince la Lambertenghi, a 25 quando la mettono in carcere, lei comunque rimane fedele a se stessa e alla propria libertà. Ecco, credo che questo libro sia un grande inno alla integrità e ad essere fedeli a se stessi, perché io quando vedo Monica una cosa mi capisco subito, cioè quanto lei sia contenta di quello che ha fatto, tutto, anche i 2 anni che si fa in carcere. Lei me li raccontava con una luce negli occhi che dico, ma porca miseria, ma questa è stata dentro eppure me sta raccontando tutte le cose bellissime del carcere. Hai voglia, siamo circondati da gente che trova solo problemi. Quando trovi qualcuno che anche di fronte all'evidenza di una cosa che non va trova il bello, come si fa a non volerle bene? Mamma mia, che responsabilità. Dunque, hai accennato alla burocrazia. Non voglio anch'io svelare le cose perché sono talmente scritte bene che ci fa capire. Comunque non era, ecco, il nome che darei a questa adozione, che non è un'adozione tecnica, perché è una comunità che poi chi ci aveva il certificato internazionale di adozione ha potuto adottarlo tecnicamente, no? Perché poi le cose devono avere un riscontro. Allora, io la chiamerei desiderazione. Alcuni miei amici a casa di Bach recentemente hanno adottato delle bambine brasiliane che ora sono donne fatte, ognuno con la sua storia. Hanno avuto dei infiniti problemi con queste bambine perché venivano da un istituto, eccetera. E mi hanno chiesto, ma come mai invece te non hai avuto tutti questi problemi? In fondo lui era di pelle nera, era tamil, veniva dall'altra parte del mondo. Però io ho pensato che in effetti non sono andata a Sri Lanka per adottare. Io andavo a Sri Lanka, detto fra noi, con un passaporto a nome diverso dal mio,
perché non ero ancora sposata. Quindi perché mi avevano ritirato il passaporto. Questa è una prassi che si fa quando sei soggetta a un processo, il processo a 3 gradi, quindi. Allora, quindi era più che altro, io la chiamo una desiderazione, cioè dare, era un desiderio suo che io potevo esaudire, in fondo, perché no? Mi chiese, non mi chiese mi adotti così poi io vengo a lavorare in Italia, divento ricco, magari ce l'avrà avute anche queste idee, però mi chiede soltanto portami nel tuo paese, che sbagliava sempre tra Svizzera, Switzerland e Sweden e Svezia, ma dico vabbè è lo stesso, tanto non importa. Allora, perché sono anche riuscita, cioè quando è che la cosa ha preso la svolta positiva di riuscire a portare questo bambino che non aveva nessun dato diritto anagrafico, cioè era vivo, vegeto, però non esisteva in Sri Lanka perché era di origine tamil, ma insomma questa è tutta una storia ormai passata. Però quando ho smesso di pensare all'occidentale, che dovevo cioè fare le cose secondo le procedure burocratiche occidentali, cioè bisogna dargli il passaporto, ci vuole non il passaporto, il certificato di nascita, poi il passaporto, tutto regolare. Allora, siccome in India, nello Sri Lanka non c'era questa burocrazia, perché i Tamil non avevano diritto alla cittadinanza, quindi erano senza patria, cioè senza nessuna connotazione, come si dice, anagrafica. Erano nati tutto, però non si... È stata la forza. Se le cose non funzionano, è meglio, cioè le cose riesci a farle se non funzionano con la nostra mentalità burocratica, e poi lì, e poi ci vuole la proprietà, il babbo, la mamma e la zia. Tutta questa cosa non sarebbe mai riuscita. Bene, non c'era certificato, il nome Podivelu era un diminutivo, il nome vero era Velusami, che si capiva benissimo dal nome autentico dato da suo padre e sua madre, che era di origine tamil, anche se parlava perfettamente tutte e 2 le lingue, sia il singalese che il tamil. E il fatto che non fosse scritto che nome va bene alla burocrazia, ok, cambiamo nome, e con il giudice di pace poi abbiamo detto che il padre ora si chiama Ajit Silva, perché voi sapete che la colonizzazione di Sri Lanka è passata dagli olandesi, i portoghesi, e l'ultima è stata gli inglesi, e quindi ci sono etnie che hanno dei nomi diciamo portoghesi, da Silva, no? Sì. Ajit era un nome singalese, mentre se ci metti Velusami non può avere certificati. Ok, qual è il nome giusto? Va bene, ti diamo quel nome, tanto la storia non la fanno i nomi soltanto, la storia la fanno le relazioni umane. E quindi lui è venuto con un nome, chiamiamolo falso, ma più autentico al momento dello stesso mio nome, quindi va bene così. Grazie. Io vorrei chiudere con un'immagine, evocando un'immagine che è veramente rivelatrice secondo me. Allora, siamo nel 1972 e siamo a Johannesburg, leggo, però non racconto come va a finire. Leggo. Al centrale c'è il settore Black People, ci sono le persone di colore, è il mio momento. Sono nello spogliatoio da sola. Come prima di ogni partita mi isolo, non mi piace avere troppa gente attorno, mi infilo le calze, i pantaloncini, le scarpe e poi la maglia. Entro nello stadio, il mio cuore perde un battito, il centrale è piccolo, compatto, riesco a sentire il respiro della gente. Cerco con gli occhi la gabbia dove sono rinchiuse le persone di pelle nera, mi avvicino e mi giro verso di loro, la mia maglietta è lì, in bella mostra, accenno un sorriso. Mi ritorna un inquietante silenzio.
Sento che sono tutti rigidi. Il resto dello stadio, i bianchi, non si scompongono. Inizio a palleggiare e cerco di incrociare qualche sguardo, ma non ne trovo nessuno. Tutti mi evitano. Che sensazione strana. Sento che sta passando qualcosa fra me e loro, ma non riesco a decifrare bene cosa. Non è approvazione, né contentezza, né orgoglio, se no non mi sentirei così a disagio. Forse ho fatto una gaffe. Inizio a scaldarmi e non ci penso più. Ora vi faccio vedere la maglia. Questa è la maglia che indossava Monica Giorgi nel 1972 a Johannesburg in pieno apartheid. Non la vedete? Allora, ci sono dei piedi bianchi e dei piedi neri. È molto evocativa, direi. Si capisce cosa stanno facendo i proprietari di questi piedi bianchi e neri. E sotto c'è scritto non razzismo. Allora, io vi ringrazio per questa serata piacevolissima, sono davvero onorata di aver dialogato con voi e ringrazio tutti voi per aver partecipato. Grazie a voi, anche nel nome di Monica che aveva il microfono chiuso, e grazie per l'invito. Grazie a voi. E adesso invito Gianluigi e Giacomo e anche Davide. Ecco. Grazie mille, grazie. Girate. Sì. No, io non mi voglio. Sono troppo brutto. Sono troppo brutto. Sono troppo brutto. Era venuta con noi. Grazie. Mentre invito già Ian McKillen e Fanny Cuvedu a accomodarsi nel nostro... fai la multa, segna Antonella. Quanto deve pagare la dottoressa Medda per questa caduta del microfono? Pagherà. Invito davvero già a sedervi così. Abbiamo, non so, volevo anche parlarvi un po' della scenografia